esce unito suave. Si informano i sostenitori delle squadre partecipanti al gioco che ogni comportamento discriminatorio ed ogni atto di violenza perpetrato dentro e fuori l'impianto sportivo determineranno provvedimenti disciplinari e pecuniari in danno alle rispettive società. Amici di sportisti appassionati di futsal, ben ritrovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano i ragazzi delle formazioni Juniores Under 19 di Villaurea e Real Termini Recogest per il girone V del campionato nazionale riservato proprio alla categoria Juniores Under 19. Buongiorno e buona domenica a tutti e anche buon inizio di febbraio con il grande futsal, il grande sport targato Sport Isili. Oggi si affrontano tra l'altro due formazioni, entrambe impegnate anche nel campionato di Serie B nazionale, anche per quanto riguarda le cosiddette prime squadre, con il Villaurea che è impegnato ovviamente su tutti i fronti, a partire ovviamente, visto che oggi stiamo raccontando una gara del tandem speciale Bertucci, almeno per quanto riguarda le direzioni, la guida tecnica delle due squadre. Formazione nero-verde che è reduce dalla straordinaria serata di domenica scorsa e il passaggio del turno ai quarti di finale di Coppa Italia ai danni della Metacatena, una partita veramente per cuori forti, risolta soltanto ai tiri di rigore e che ha visto primeggiare appunto la compagine salesiana, che adesso attende il nome dell'avversario del prossimo turno. Ricordiamo, gara di andata in programma tra 7 giorni, il 12 di febbraio, in trasferta per quanto riguarda la squadra palermitana, che sicuramente giocherà in Puglia, almeno questo è quello che emerge dall'esito del triangolare, dal quale verrà fuori la squadra rivale del Villaurea, e ritorno 2 settimane dopo, il 26 di febbraio, tra le mura amiche del Pala Don Bosco. Approfitto anche per ricordare che proprio a proposito delle squadre, delle prime squadre, è arrivata una sconfitta per entrambe le formazioni, con il Villaurea che è caduto al cospetto della nuova capolista del girone A, ossia il Masca Lucia di Coach Incatasciato. Sconfitta invece in trasferta per il Real Termini di Coach Lendo, caduto sotto i colpi della Drago Acireale. Inizia il match con il Villaurea che muove il primo pallone, e a gestirlo in questo momento è uno dei due azzurrini, e anche mentre parlavo non è cambiata la situazione, perché la palla è passata da Paolo Scalavina e Thomas La Barbera, che sono, come già detto ampiamente anche durante la telecronaca di ieri, nuovamente nella lista dei convocati della nazionale Under 19 di coach Massimiliano Bellarte per i prossimi impegni della rappresentativa nazionale di categoria. Terza chiamata consecutiva per i due allievi del tandem speciale Bertucci. Intanto entriamo in cronaca con il Termini che è andato subito al recupero del pallone con Pollicino per una sfera rota facilmente dalle parti di Azzarello, il portiere Azzarello, che non è riuscito a servire i compagni. Tanto scarpino da sistemare per il capitano del Real Termini, ovvero sia il numero 8 Assunzao Paesano, fratellino del playmaker della formazione guidata da coach Giorgio Lembo. Entrambi giovanissimi, entrambi l'anno scorso impegnati con la maglia del Futsal Mazzara in Serie C1. Naturalmente Gustavo gioca con la Juniores guidata da coach D'Amato,
Giovanni invece gioca nella prima squadra, che sta cercando di risollevarsi un po' dalle sabbie mobili del fondo della classifica, e che sabato prossimo al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria ospiterà il Città di Acri, partita che ovviamente potrete seguire in diretta su Sportisil. Intanto l'attacco da parte del Villario con questo tentativo di Minnone, palla che si perde fuori, allora Purpura può subito rimettere in gioco il pallone. Qui il servizio in avanti di Paesano alla ricerca di Pollicino, la palla si perde fuori, sono trascorsi i primi 100 secondi del primo tempo, sempre 0-0 al Pala Don Bosco. Minnone, tocco per la Barbera, poi ancora per Minnone che resiste all'attacco da parte di Bisesi, poi in qualche modo Damiani tocca per Assunzao, va fuori il pallone, si è fatto male Bisesi. Allora gioco che si ferma, calcio di punizione per anzi rimessa che il Villauria restituirà al Real Termini. Tra l'altro Villauria che con la sua formazione juniores è naturalmente impegnata anche sul fronte regionale, che tornerà in campo all'inizio della prossima settimana. Ingrassia, Scalavino, il controllo, chiude Damiani per bloccare la linea di passaggio. Ancora Scalavino, va a puntare Assunzao, quello tra i due capitani. Poi c'è il tocco da parte di Bisesi. Il tentativo di Ingrassia, respinto con i piedi dal portiere, ancora Ingrassia che si libera la palla dentro, Minnone però con un attimo di ritardo sulla sfera, palla che si perde in fallo laterale, occasione per il Villauria, mentre qui prova a lottare la Barbera, il quale va a pressare su Pollicino, la sfera poi finisce nei piedi di Damiani. Paesano per Pollicino, mentre si è ripreso Bisesi che ruota torna al compagno, riceve la sfera e inizia il giro palla del Real Termini, qui con Damiani fermato da Scalavino, la pressione di Damiani che non lo fa girare, poi c'è il fischio contro Pietro Damiani, il calcio di punizione a favore del Villauria, primo fischio della partita dopo 4 minuti e mezzo, 3 minuti e mezzo dall'inizio dell'incontro. Scalavino davanti a sé Pollicino, prova a puntarlo, Scalavino suo lato e poi tocco per Minnone, la Barbera, Scalavino nel frattempo ha ruotato sul lato sinistro, prova a passare la palla in mezzo, non arriva Ingrassia, c'è stata la deviazione però sull'assist di Scalavino, rimessa Villauria, Minnone, la puntata che si frange sul corpo dell'avversario per il tiro di La Barbera, con la palla che si perde fuori. Damiani, Bisesi fermato da Minnone che poi perfeziona il recupero palla che non si completa però, allora fallo laterale per il Real Termini. Qui rischia qualcosa Paesano, la palla si perde oltre la linea di fondo, può andare al rinvio Purpura. Prova a passare Damiani, ci riesce, poi tocco di Minnone, rimessa. Bisesi non passa sul Minnone che gli mette la palla in fallo laterale. Ricordo anche le altre gare valide per la 9ª giornata del campionato Under 19 nazionale, ovviamente relativamente al girone V, con la Meriense che ospita la GER di Piazza Armerina, il Messina Futsal che se la vede con il Città di Palermo e infine Monreale Calcio a 5 che affronta il Canicattì. Ovviamente la classifica sorride alla GER, mentre intanto attenzione alla Barbera che recupera un buon pallone, sfonda la porta, Thomas La Barbera porta in vantaggio il Villauria esattamente dopo 4 primi e
34 secondi, si sblocca la partita del Pala Don Bosco e la sblocca Thomas La Barbera. Proprio mentre andavo a leggere quella che è la situazione in classifica del girone B, che vede il Villauria al secondo posto con 6 vittorie e 2 sconfitte, tra l'altro una delle quali maturata proprio contro la capolista, ovvero la GR di Piazzale Mediana, che viaggia col vento in poppa e soprattutto punteggio pieno. 3 punti più sotto c'è il Real Termini, terzo insieme a Città di Palermo e Atletico Canicattì. Ricordiamo che le prime 4 accedono al playoff. La Barbera, c'è Minone accanto a lui, la palla giocata all'indietro per La Piana, che è entrato in campo, numero 5. La Barbera, Minnon, controllo di suola, sempre molto pulito. La Barbera di prima ancora sulla Piana, Ingrassia prova a passare, non ci riesce, allora chiude per un attimo il Real Termini, poi incrocia con il destro Ingrassia, la palla si perde fuori, iniziano a fioccare le palle gol in casa Villauria. Qui brutta palla persa da Damiani in fase di uscita. Scambiano la Barbera e La Piana, poi verticale per Ingrassia, raddoppiato la palla che va all'indietro sulla Barbera, che scambia con Minnone, palleggia ed esce dal pericolo il Villauria, poi palla che sembra persa da Minnone, la recupera con grande coraggio Ingrassia. Tanto nel Real Termini è entrato Basile con la maglia numero 4, uscito Pollicino. La Piana, la Barbera, Ingrassia tutto aperto a sinistra, tocco per La Piana che deve uscire ancora dalla zona degli ultimi metri di campo del Real Termini per mantenere il possesso. La Barbera adesso per Ingrassia, fermato senza fallo. Minnone, La Piana, palleggio avvolgente e insistito da parte del Villauria. Minnone evita Basile, poi la solata rischiosa per la Barbera che si allunga per scambiare con La Piana, tiene palla a rischio quasi zero il Villauria, forte ovviamente del fatto di aver trovato il vantaggio. Termina il compito, almeno per il momento, di Minnone. Entra in partita invece con la maglia numero 13 Mario Pellegrino. Ingrassia, la Barbera, proprio Pellegrino sterza, tocco per Ingrassia, cerca ovviamente il varco giusto senza prendersi troppi rischi la squadra del duo Speciale Bertucci. Pellegrino tiene la palla in campo, anzi no, comunque si esaurisce dopo direi un paio di minuti abbondanti il giro palla dei neroverdi. Qui intanto Ingrassia recupera quasi una bella palla, invece ne perfezione il recupero Damiani che resiste alla carica di La Piana, la palla finisce in fallo laterale. Il direttore di gara che assegna la rimessa, protesta seppur in maniera molto debole La Piana, palla Real Termini, Damiani larga per Bisesi, palla che arriva ancora all'indietro con Real Termini che la gestisce con Purpura, rischia qualcosa sulla pressione di Pecoraro, appena entrato in campo. Ragazzo che ieri ha anche avuto qualche minuto nella partita sicuramente storta per il Villauria contro il Mascaluci, anche colpito una traversa nei minuti finali, anche con l'intervento del portiere avversario Danek. Partita sicuramente da dimenticare per la compagine di Antonio Gallo, che appunto mantiene il buonissimo cammino in campionato e soprattutto non vede avvicinarsi le rivali dirette per la salvezza, l'obiettivo dichiarato della squadra salesiana. Qui intanto il tocco di Paesano, rimessa per il Villauria, battuta da Pecoraro. La Barbera per La Piana, ancora la Barbera, La
Piana. La Barbera ha un po' di spazio, viene subito chiuso, però allora trova sfogo in Pecoraro. Calcia con il destro, la palla colpisce il legno e si perde fuori ad un passo dal raddoppio il Villauria con Pecoraro. Rimessa già battuta da Paesano per Damiani, poi Bisesi prova ad andare sulla linea sinistra, viene fermato dalla Piana, che porta al passo pallone e avversario. Palla viene messa fuori proprio da Bisesi e allora rimessa per la squadra di casa, che come potete vedere anche nella grafica in sovraimpressione alle soglie della boa di metà primo tempo è in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno da Thomas La Barbera. Dopo 4 minuti e mezzo qui la Piana mette dentro, non arriva Pecoraro, poi riesce ad uscire Purpura che nega la ricezione a Pellegrino. Attenzione però alla ripartenza con Basile, si trascina il pallone in avanti, fallo di La Barbera e giallo. Secondo fallo fischiato contro il Villauria, entrambi commessi dall'autore del gol che sta decidendo la partita. No, occhio a questo calcio di punizione, sulla palla ci sono Bisesi e Basile, che anche quest'ultimo, quello il quale ha subito il fallo. Adesso sul pallone c'è solo il numero 7, Bisesi, fischia l'arbitro, prende la rincorsa, apre uno schema per Damiani, salva sulla linea La Barbera con la testa, mette in calcio d'angolo e in un certo senso rimedia a quello che è stato il fischio ai suoi danni. Angolo già battuto, il tiro di Damiani direttamente sul fondo. Tanto torna in partita Scalavino, esce La Barbera. Villauria che torna a muovere il pallone quando stiamo per entrare nella seconda metà del primo tempo ed è arrivata anche la prima palla gol di una certa pericolosità da parte del Real Termini. La Barbera che ha salvato sulla linea la Piana. Il tiro è scarica su Pecoraro, non si chiude il triangolo per l'ottimo intervento a parte di Damiani che spinge la ripartenza. Ancora Damiani inseguito da Scalavino, incrocia col destro, palla fuori non di molto, ancora Damiani a suonare la carica in casa Real Termini con la seconda palla gol nel giro di praticamente un minuto. E Villauria che viene messo in pericolo dal numero 10. Queste cose Real Termini che nel corso anche di quella che è stata la rivoluzione tecnica di dicembre, tra i tanti elementi che ha visto andare via c'è anche uno dei punti di forza della compagine juniores, ovvero sia Simone Domino, che è passato al Città di Palermo e è andato a rafforzare la squadra affidata a coach Alessandro Di Leo. Intanto Pellegrini, la Piana scambia e qui la palla viene persa da Pecoraro, poi torna la Piana a recuperare il pallone, lo scarica su Azzarello. Azzarello spesso e volentieri, soprattutto nel campionato regionale, si è reso protagonista anche di alcune marcature, ha già segnato 2 gol nel campionato regionale. Tanto che conclusione di Pecoraro, parato da Purpura che mette subito lungo a cercare Bisesi che però si scontra con Basile. E qui la calma olimpica di Azzarello che mette il pallone in fallo laterale. Basile, il sinistro, in qualche modo Azzarello respinge, poi Pellegrino prova ad uscire, suolata per scaricare su Scalavino che rischia di perdere palla, poi riesce ad avere la meglio, si sincera nelle condizioni di Bisesi e poi riparte.
palla ancora allargata per la conclusione, respinta da Purpura da parte di Orlando, e torna a farsi vivo il Villauria in zona offensiva. Purpura però attento e pronto sul tentativo di Antonino Orlando. Scattata la palla dentro proprio per Orlando, che la mette nel sacco. 2-0, e segna Orlando proprio mentre la panchina del Real Termini chiamava il time out. Dunque 2-0 dopo 12 minuti e 3 secondi. Esaurisce il minuto di sospensione chiesto coach D'Amato. Palla quasi recuperata proprio da Orlando, poi protegge il fallo di fondo Damiani. Palla già rimessa in gioco dal Real Termini. Paesano. La palla gestita a spalle alla porta dal rientrante Pollicino, pressato da Orlando che gli porta via la palla. Bel duello questo tra i due. Scalavino poi si rifugia da Azzarello, ancora il capitano che perde palla nel contrasto con Pollicino. Già un paio di errori quasi di distrazione da parte del numero 7. Qui riceve questo cambio di gioco, la palla non rimane in campo. Fallo laterale per il Real Termini. Pesano. Stezza evita l'intervento di Pellegrino, poi Scalavino ringhia su di lui, porta via il pallone, subentra Damiani, fallo. Calcio di punizione, terzo fallo commesso dal Villauria. 6:48 alla fine del primo tempo. 2-0, in più firmato La Barbera e Orlando. Intanto fa scorrere bene il pallone Pellegrino, tagliando fuori il suo avversario. Qui parte Azzarello dal fondo con le mani, fionda verso Pecoraro, anticipo da parte di Pollicino, poi Basile fermato sul tentativo di suolata da Scalavino, e Azzarello può rimettere in gioco il pallone. Orlando cerca di allungare la falcata, poi suola su Pellegrino. Scalavino, Pecoraro cerca di tenerla, non la tiene. Rimessa Real Termini. Il pallone che arriva dalle parti di Basile. Damiani cerca di passare su Pecoraro, resiste. C'è il fallo commesso da Scalavino secondo il direttore di gara. Allora quarto fallo commesso dal Villauria dopo 14 minuti. Qui rischia qualcosa Paesano.
grande paesano, rischiano sia il capitano del Real Termini che Pellegrino, sono di fatto finiti sul tavolo del cronometro. Pecoraro prova a passare, lo ferma Damiani, c'era Orlando che attendeva il pallone in area. Rimessa laterale, Scalavino va a puntare Basile, c'è il blocco di Orlando, la palla che finisce a Pellegrino. Scalavino riesce a passare sola su Pecoraro, che ancora passa, mette dentro il pallone, viene intercettato, poi Basile riesce a trovare Pollicino, passaggio rischioso ma efficace. Pollicino prova ad andare in velocità, lo ferma Orlando che poi va in ripartenza, 1 contro 1 con Damiani. Ancora la palla per Orlando che incrocia Purpura, poi c'è il fallo da parte di Pollicino che a palla lontana strattona Scalavino, cartellino giallo, secondo fallo commesso dal Real Termini. È giallo anche per Pollicino, secondo ammonito dopo Thomas La Barbera. E calcio di punizione, 4,51 da giocare. Scalavino sul punto di battuta. È entrato intanto anche Guglielmini al posto di Pecoraro, è pronto Minnone anche a rientrare sul terreno di gioco. Fischia l'arbitro. La battuta di Scalavino che la piazza, non riesce a intervenire sul secondo palo Orlando, recupera palla Pellegrino, la sterzata, Orlando dentro per Guglielmini che non riesce a indirizzare verso la porta. Il giocatore l'anno scorso ha avuto anche una buona esperienza in C2 con il Futsal Emiri, insieme anche al suo amico e compagno Mattia Pecoraro. Tanto riparte dal fondo riparte dal fallo laterale il Villaura, la palla era uscita con un tentativo di salvataggio di Pollicino. Scalavino, palla in avanti, viene intercettata però, allora Pollicino, interviene Scalavino, rimessa Real Termini. Damiani, tocco per Bisesi che è tornato in campo. Damiani, zona tiro per lui, infatti calcia con la deviazione, bravissimo Azzarello a toglierla dalla porta, poi salva Guglielmini. E ora occhio alla ripartenza con Scalavino, scolata per Orlando. Guglielmini, tiro palla del Villaurea. Sono entrati nel corso degli ultimi 4 minuti. Scalavino riesce a passare, Scalavino, la solata su Purpura, salvataggio sulla linea di Damiani, si è acceso qui Paolo Scalavino. Palla in angolo, chiama lo schema il numero 7 del Villaurea. Pallone all'indietro, però recuperato subito da Basile che avanza. Basile, l'intervento di Orlando, però ancora Bisesi in possesso per il Real Termini. Damiani a tu per tu con Azzarello che esce spaccata e la mette fuori, poi con l'aiuto anche di Orlando. Basile, Damiani scarica indietro a Bisesi, la palla dentro del Basile che è tutto solo, può calciare, può battere Azzarello. Momento di blackout in questo caso per la difesa del Villaurea che concede il gol a Basile e 2-1 al Pala Don Bosco. Scalavino non riesce a passare, poi torna su Basile e recupera palla, ancora Scalavino, accelera, Scalavino calcia, c'è la respinta, ma ancora Scalavino fermato in maniera irregolare, credo da Damiani, punizione proprio al limite dell'area di rigore.
attenzione dunque con la Piana che guarda la porta, prende la rincorsa e calcia, trova il buco, trova il 3-1. La Piana che dunque rimette di nuovo 2 lunghezze di vantaggio per la sua squadra. E il gol dunque restituisce il doppio vantaggio alla squadra di Bertucci e Speciale a 2:56 dalla fine del primo tempo. Dunque, nonostante forse un pizzico di rammarico, perché il fallo su Scalavino era avvenuto appena fuori dall'area di rigore e quindi non c'erano gli estremi per il penalty, alla fine la trasformazione è arrivata lo stesso ed è stata molto efficace da parte di uno specialista dei calci di punizione come Cristian Lapiana. Non è nuovo anche in questa stagione a realizzazioni direttamente da calcio piazzato. Guglielmini intanto cerca lo spazio, sfoga su Scalavino, serie di finte ancora, poi palla per Minone che è tornato in campo, poi servizio per Orlando prova ad andare sulla linea di fondo, lo chiude Damiani ma riesce a passare Orlando, ancora passa dal centro, Basile lo chiude e poi è fallo laterale per il Villaurea. Ultimi 2 minuti e 5 secondi in questo primo tempo, 3-1, la partita ancora tutta da vivere e tutta da seguire qui dal Pala Don Bosco. Tra l'altro abbiamo parlato di nazionale, abbiamo parlato di futsal siciliano ad alti livelli, abbiamo parlato anche di Meta Catania nel stesso senso, perché è stata l'ultima vittima del Villaurea in Coppa Italia. Tutto un legame, tutto un collegamento con quella che è stata la notizia della settimana, ovvero sia l'ufficializzazione della data e della sede della sfida tra Italia e Macedonia del Nord nella qualificazione ai mondiali di futsal. Si gioca al Pala Catania a inizio marzo, nazionale che ha forti tinte siciliane anche questa, non soltanto quella under 19 ma anche quella A in un certo senso. Il capitano Carmelo Musumeci, che è capitano anche della Meta Catania, ma tra i suoi elementi della nuova ondata azzurra, mentre qui intanto Scalavino calcia ma viene respinto. La nuova ondata azzurra fa parte anche Anthony Sgro, ragazzo dell'Olympus Roma, che tra l'altro ieri ha anche segnato il suo primo gol in Serie A e che ha già segnato anche in nazionale la sua prima rete nell'ultima tornata di gara in azzurro. Naturalmente su Sportivo, spazio per le notizie, spazio per quella che è anche quelle che sono le novità da questo fronte. Calcio di punizione, fallo di Bisesi su Minnone, 4 falli a testa, 53 secondi alla fine. Scalavino, palla per Guglielmini, palla alla porta, il problema di girarsi lo ferma Damiani senza commettere fallo. Bravo poi Minnone ancora su Bisesi. Minnone cambia gioco, lo fa bene per Orlando che però non controlla, allora Bisesi davanti ad Azzarello che respinge, poi ancora attacco vivo, ultimo tocco di Paesano dal fondo, può ripartire Azzarello per gli ultimi 32 secondi della frazione. Minnone, Orlando, Scalavino, cerca spazio, la ruleta di Scalavino, gran giocata, palla per Orlando, 8-2 con Purpura, lo mette a sedere Orlando, gran gol per chiudere il primo tempo, lo firma ancora Orlando, doppietta personale e palla del 4-1 per il Villaurea a 17 secondi dalla fine. Primo tempo che va in archivio, ultimi 10 secondi, Minnone recupera, c'è spazio addirittura anche per la ripartenza. Guglielmini, anche l'8 per tu con Purpura, lo batte 5-1. Adesso prende il largo il Villaurea, in gol anche Guglielmini.
Damiani e Scalavino per mandare in archivio il primo tempo, che si chiude sul punteggio di 5-1 in favore del Villauria. Partita equilibrata per larghi tratti, poi negli ultimissimi minuti di frazione il Villauria ha preso il largo. Ora noi ci fermiamo per qualche minuto, restiamo ovviamente in collegamento dal Pala Don Bosco di Palermo per il secondo tempo, ma intanto alcuni contributi targati sportivi. Ripartiamo proprio dalla bellissima gara tra Villauria e Meta Catania di 7 giorni fa, ovviamente restate con noi. Un posto tra le migliori 8, tutto passa da qui per non sbagliare, amici di Sportissimi. Ciao da Salvo Giracci, benvenuti al Pala Don Bosco di Palermo e Villauria Meta Catania, il ritorno del terzo turno della Coppa Italia Under 19. Prima il minuto di silenzio in ricordo di Carlo Tavecchio. Orlando rischiando da Scalavino, sente un po' la porta vuota, infatti va a recuperare Giulio Musumeci. Rimontato però da Scalavino, Villauria in velocità, pallone in diagonale in mezzo! Guglielmini, segna ancora lui! 1-0 Villauria e 3-2 nel totale. Ancora lui, Guglielmini! Occhio al gol della Meta Catania che pareggia i conti e aumenta il proprio vantaggio. Scuderi, 1-1. È tutto come prima. Scuderi rischia un po' la meta, infatti il recupero di Pecoraro, il gol del Villauria, Pecoraro che va a gioire con tutta la panchina. 2-1. Alla fine la va a prendere Scalavino, ancora Scalavino in mezzo, Pecoraro, il gol di Pecoraro, la doppietta di Mattia Pecoraro, 3-1 Villauria e parità a questo punto. Scalavino alla meglio nel duello fisico, Scuderi si allunga un po' di troppo il pallone, evita la scivolata di Pellegrino, ancora Scuderi il diagonale in mezzo, l'anticipo ma c'è il fischio dell'arbitro, cartellino giallo, il calcio di rigore per la Meta Catania. Scuderi la parata di Azzarello, pallone ancora dentro, messo fuori da Di Conto, esulta come se avesse fatto un gol il Villauria. Spina, Scuderi cerca di passare avanti, ancora Scuderi, il passaggio lieve traversa, incredibile di Lignoti. Scalavino si va dietro, un altro passaggio incredibile, Azzarello cosa ha salvato? Villauria quasi masochista, Di Conto, pallone fuori, sirena, calci di rigore. Spina, il gol della Meta, 1-0. Orlando spiazza anche lui il portiere, 1-1. Di Conto, potente anche lui, 2-1 Meta. Guglielmini, centrale, 2-2. Musumeci, Ingrassia, anche lui segna. Giulio Musumeci, spiazzato anche questa volta Azzarello. Pecoraro non poteva non fallire. Simone Tosto ha giocato poco oggi, fondamentale allo stesso modo in questa fase di partita. Il tiro sul palo da parte di Tosto ed esulta il Pala Don Bosco. Scalavino, il tiro e finisce qui. Il Villauria accede ai quarti di finale della Coppa Italia Under 19. Battuta la Meta Catania 5-4 ai calci di rigore dopo aver perso la partita d'andata 3-1. Amici sportivi appassionati di futsal, ben trovati al Pala dalla Chiesa e Setti Carraro di Bagheria. Si affrontano Real Termini Recogest e Città di Palermo. Nuovo appuntamento con la terza giornata del girone H del campionato di Serie B nazionale di futsal.
alla formazione guidata da mister Marco Cappello con Salghero. Dorio subito pressato da Sosa che portava il pallone, calcia, non trova la porta, primo squillo di Johnny da Sousa per quanto riguarda ovviamente il girone H, il girone più a sud, mentre qui intanto Di Maria porta in vantaggio il Città di Palermo. Parlavo di giocatori di talento e chi meglio di Marco Di Maria può rappresentare questa categoria di giocatori. 2,34 sul cronometro, avanti il Città di Palermo al posto di Montevago, sportellate mentre Di Maria prova ad uscire, recupera Paesano che va via in velocità ancora, Paesano passa, vince un rimpallo, Johnny da Sousa, palla alta, ma qui Johnny da Sousa non è riuscito a sfruttare il grande lavoro di Paesano. C'è un altro bel appuntamento che vede protagonista proprio la squadra etnea, ma ne parliamo dopo perché c'è Paesano che incrocia col destro, palla fuori, accetta, tiene in campo la sfera, poi Dorio col blocco per cercare di far passare il suo giovane compagno Montevago incrocia D'Alba in due tempi e poi col fallo fischiato contro accetta Dorio. Salghero scucchiaia su Dorio in spaccata d'Alba e allora dall'altra parte Johnny da Sousa contro Di Maria, Johnny da Sousa passa, Johnny da Sousa in caduta, non inquadra la porta, Montevago sporca Paesano che recupera palla, prova a ripartire Paesano, salta Montevago, Paesano salta Dorio a tu per tu con Immesi, Paesano stava per far venire giù il palo dalla chiesa Setti Carraro, Giovanni Paesano, gli è mancato l'ultimo tocco, quello dell'1-1. Dall'altra parte Dorio che però è da solo, palla per Rizzo, cerca la giocata sullo stretto, poi Arriasa per Di Maria che passa su Johnny, Dorio al tiro, la palla messa fuori da D'Alba, poi calcia male Bartolo Rizzo. Qui intanto la palla scucchiaiata, Dorio di testa dove però c'è proprio il capitano del Real Termini che non controlla bene, chiude bene Arriasa invece. Rizzo riesce a passare Rizzo su Fuschi, Rizzo si presenta davanti a D'Alba che gliela mette fuori col ginocchio, Rizzo Arriasa, Di Maria converge destro, la parata. I giocatori in maglia bianca non stanno negando l'arrivo al porto sicuro, ma attenzione a Di Maria che accelera! All'improvviso, ancora una volta, Marco Di Maria che è rimasto a terra e attenzione, è sfera che si è persa tra i piedi dei giocatori del Città di Palermo, poi l'errore di Johnny da Sousa che rimedia al suo stesso sbaglio, ancora Johnny da Sousa, che errore a tu per tu con Immesi, palla fuori, time out chiesto di gran corsa da Marco Cappello. Real Termini, qui la scelta di Di Maria di lasciar scorrere il pallone fuori, Lucchese cerca di metterla dentro, buona palla, però intercettata, allora il tiro di Dorio che scheggia la traversa. Paesano, Mantia prova a girarsi, lo chiude Rizzo, poi alla meglio Esposito nel recupero palla, la porta è vuota, Rizzo la cerca, Rizzo la trova, 3-0, la chiude Bartolo Rizzo, che poi va a festeggiare contro una squadra che è stata semplicemente più forte nei momenti importanti. Qui intanto Johnny da Sousa chiude Dorio che poi va a calciare e Roberto Dorio firma il 4-0. Grandissimo tiro di Roberto Dorio praticamente dalla sua linea di fondo. Lucchese da Sousa, Lucchese, vediamo se calcia prima della sirena, non calcia prima della sirena, finisce qui e finisce con la vittoria per 3-0, 4-0 del Città di Palermo sul parquet del Real Termini Recogest, una partita che i rosanero hanno messo sul loro binario dopo 2 minuti e mezzo nel primo tempo con il gol di Di Maria.
Torniamo in campo al Pala Don Bosco, secondo tempo di Villauria Real Termini che sta per cominciare. Ricordo partita valida per il campionato nazionale Juniores Under 19 girone B, nona giornata, con risultato fermo sul 5-1. Come potete vedere, il risultato che si è evoluto soprattutto nei minuti finali della gara, con il Real Termini che dopo essere andato sotto di 2 gol si era fatto sotto a sua volta con il gol che aveva inizialmente accorciato le distanze. Poi una vera e propria valanga si è abbattuta sui ragazzi in maglia celeste che hanno subito 3 gol negli ultimi 2 minuti effettivi di gioco. Inizia il secondo tempo. Vedremo anche quale sarà l'andamento di questi primi minuti di ripresa, se Real Termini cercherà subito la reazione immediata. Intanto però è il Villauria che muove il pallone con la Piana, tocco per Minnone, ruleta e poi anticipa anche sul suo compagno La Barbera, che ricordo ha sbloccato la partita. Poi gol di Orlando per il momentano 2-0, Damiani per il 2-1 e 1 firmato La Piana sul calcio di punizione, ancora Orlando per il 4-1 e infine Guglielmini per il 5-1 che per il momento vede il punteggio fissarsi proprio su queste cifre. Villauria che manovra ancora, cercando ovviamente di non affrettare i tempi. 4 gol di vantaggio sono un buon spottino da gestire. Minnone la tiene in campo, prova a puntare Basile, poi in qualche modo lo passa, ma la palla va fuori dal terreno di gioco. Damiani per ripassare la palla intercettata poi da Minnone, poi la Piana. Intanto la Piana va a puntare Basile, se ne di finta, poi prova a passare, Purpura chiude, la palla finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco proprio di Cristian La Piana, anche se in realtà l'arbitro ha dato rinvio dal fondo, quindi a suo parere la palla era già uscita prima dell'intervento del portiere. Paesano alla fuorimisura per cercare Pollicino. Riparte il Villauria con Minnone, La Barbera pronta per cercare e trovare Ingrassia. Minnone ancora per La Barbera. Minnone. La Barbera ancora una volta La Barbera insieme a Paolo Scalavino, convocati, ed è la terza chiamata consecutiva nella nazionale italiana Under 19 guidata da coach Massimiliano Bellarte. Un'ulteriore dimostrazione del grande lavoro fatto dal Villauria con il suo settore giovanile, come se non ce ne fossero già abbastanza di dimostrazioni di questo tipo. La Piana, Minnone, La Barbera, palla sul destro, finta il tiro, poi scarica su Minnone, ancora i due a dialogare, servizio per La Piana, tutto largo a sinistra, la sterzata, chiude Damiani, fallo laterale, ricomincia ad attaccare in maniera quasi vorticosa il Villauria, che qui trova Ingrassia e ci vuole un intervento di puro istinto di Purpura per negare il sesto gol. La Piana al limite dei 4 secondi per battere questo calcio d'angolo. Minnone, La Barbera cambia con La Piana, ancora il numero 5 che qui si libera sbracciando un po' sul Pollicino, si è subito considerato delle sue condizioni il numero 5 di casa. La Barbera, Ingrassia, Minnone per La Barbera, La Piana,
Minnone. La Piana verticalizza su Ingrassia che non controlla bene. Tocco, un fallo laterale di Damiani. Rimane però in possesso palla la squadra di Speciale e Bertucci. La Barbera per la Piana. Stringe e poi cambia fronte al numero da Minnone. Ancora circolazione perimetrale della squadra neroverde qui con Minnone che poi all'improvviso accelera, cerca di andare sul fondo, suolata per la Piana, chiuso però la Barbera. Il velo di Minnone per cercare di favorire Ingrassia, incespica sul parquet del Pala Don Bosco il pivot del Villaurea. Torna in possesso palla il Real Termini, non succedeva da un po', cerca subito di andare in verticale con Paesano che buca Zarello, trova la rete del 5-2, accelerazione improvvisa da parte della squadra termitana che riduce le distanze, si porta sul 5-2. Tanto torna in campo Pellegrino nella Villaurea al posto di la Barbera. Qui Minnone per la Piana. Sono stati i primi 4 minuti e 35 secondi nel secondo tempo. Cerca di passare la Piana, lo chiude Pollicino. Minnone. Scambio con la Piana, poi tocco per Ingrassia, nuovamente Minnone. Corre Pellegrino, la palla arriva invece ad Ingrassia, Paesano. Poi Pasi corre da Minnone col fallo secondo l'arbitro. Primo fischio del secondo tempo dopo 5 minuti. Fallo di Minnone sul Basile. Di punizione con lo schema che prova a favorire Paesano, il quale non controlla. Comunque può andare a Zarello dal fondo, ricomincia da Minnone. Ricordo Laurea atteso dall'accoppiamento di Coppa Italia, ovviamente sempre per quanto riguarda la formazione juniores dopo l'impresa di 7 giorni fa contro la Meta Catania. Sfide in programma il 12 al 26 febbraio, ma attenzione a Ingrassia che va con la punta, non trova la porta. Altra occasione che se ne va. Così come se ne va questo pallone servito da Paesano verso Pollicino, non semplice da controllare. Il coach D'Amato qui va a redarguire il suo numero 11, forse un po' troppo molle nella circostanza. Minnone. Tocco per la Piana. Converge ancora la Piana, va a puntare Basile, tocco per Minnone, nuovamente la Piana. Ingrassia, sistema, poi torna dalla Piana, Pellegrino, punta Paesano, Pellegrino, ancora Cristian la Piana, tocco per Minnone. Scambiano ancora la Piana e Minnone, va a puntare l'avversario, poi Damiani, in fallo laterale col tocco proprio del numero 2 avversario. Allora si riparte con coach
voce speciale che ha chiamato al cambio Polo Scalavino. Poi la Piana mette il pallone fuori, non riesce a controllarlo. Allora riparte da capo con un fallo laterale il Real Termini. Pollicino cerca spazio, si rifugia da Damiani, poi appoggia Paesani. Minnone pressa sul Pollicino, rimessa per il Real Termini con Scalavino che intanto prende il posto di Minnone. Prepara anche un altro cambio la panchina del Villauria. Damiani non riesce a trovare i compagni anche nell'intervento di Polo Scalavino. Qui intanto c'è il tentativo di recupero del pallone da parte di Passannanti, che con la numero 6 segna il gol numero 6 del Villauria, quello che vale il 6-2 in favore della squadra di casa. Appena entrato in campo, appena debuttante in partita, trova la gioia personale. Un gol importante a 12:49 dalla fine della partita. Segna anche il numero 6 a divisione di Bertucci è speciale, Martino Passannanti. In netta discesa per il Milano, continua a attaccare, tiro di Pellegrino respinto. Scalavino va a dargli una mano in fase di gestione palla. Pellegrino cambia bene gioco per Ingrassia, scarico Scalavino al tiro, va fuori. Da parte di Damiani, va a chiudere però molto bene Pellegrino porta avanti la palla, poi evita un avversario, non riesce a trovare Ingrassia che dava un fallo, ma non è stato di questo avviso l'arbitro. E allora occhio dall'altra parte a Basile che non riesce a calciare, il direttore di gara che ravvisa un cumulativo per il Real Termini, quindi un fallo a testa, anche una piccola lamentela, perché se è stato ravvisato il fallo allora poteva starci il fischio in gioco dopo che il Villauria ha perso palla. Tanto riprende la partita, 11:40 nel corso del secondo tempo da giocare, in questo secondo tempo. Scalavino converge finta il tiro, ancora Scalavino si cerca lo spazio per calciare, poi Ingrassia, Pellegrino, la chiusura di Damiani, fallo laterale mentre si prepara ad entrare Pecoraro. Dall'altra parte non si muove nulla sulla panchina del Real Termini, quindi è presumibile che si andrà avanti con questo punto. E come c'è Bisesi aspetta il primo tempo, quindi non tenta qualche problema per il numero 7. Conclusione di Scalavino, palla che sbatte sul palo, prova a mettersi ancora di più in partita il numero 7. Qui la pressione di Ingrassia, riesce Purpura a tenerla. Basile riesce a far correre dall'altra parte Pollicino, rimontato da Passannanti, grande intervento del numero 6. Già le cose buone
in pochi minuti di partita diventano 2 per lui. Non solo il gol, anche questo salvataggio su Pollicino che stava andando a calciare a tu per tu con Azzarello. Tanto altra conclusione, questa volta di Basile. Si perde fuori, è entrato Pecoraro al posto di Ingrassia. Riprende il gioco quando abbiamo superato la metà del secondo tempo. 6-2 il Villauria che con questo risultato Passananti va dentro, Pecoraro stoppato, Basile prova a recuperarla, chiude Pellegrino, rimessa Real Termini Villauria che quando così le cose si avvia alla sua 7ª vittoria stagionale. Intanto time out chiesto da coach D'Amato. Il minuto di sospensione, si riprende con gli ultimi 9 minuti e 44 secondi. Il cronometrista non ha fatto ripartire il cronometro. Questo comunque nell'ambito di una partita di futsal è abbastanza grave. Si è giocato per almeno 10 secondi col cronometro fermo. 9:40 comunque da giocare. Intanto Scalavino non è riuscito a fermare Damiani, in qualche modo è intervenuta la difesa del Villauria con Pellegrino. Ora Scalavino. Pellegrino. Sannanti per Scalavino, piccolo tocco per Pecoraro, qui il tocco da parte di Pellegrino che prende in controtempo Pecoraro, poi arriva Scalavino in pressione, dovrebbe toccare nuovamente Orlando, mentre Pecoraro la muove. Scalavino va a puntare, Scalavino tiro ribattuto, poi arriva Pecoraro che vince il rimpallo, cerca di tenere la palla all'angolino, il numero non gli riesce, allora passa Basile su di lui, serie di tocchi, l'ultimo è proprio del numero 4 del Real Termini. Quindi il gioco con il Villauria che muove palla. Pellegrino, Passannanti, una serie di finte con Orlando che è andato a scaricare ancora su Passannanti, poi chiusura su Pellegrino, rimessa ancora per la squadra di Speciale Bertucci. Pecoraro, il dribbling, il tiro
si immola letteralmente. Pollicino, una bordata impressionante di Pecoraro, che ha nel tiro potente una delle sue principali caratteristiche. Tanto passa avanti, suolata per Orlando, arriva Pellegrini, prova a passare sul Pollicino, ecco Pecoraro che si gira, viene affrontato da Damiani, fallo, calcio di punizione, fallo di Damiani su Pecoraro. E Pecoraro che prende la rincorsa. 7 minuti e 38 secondi nel corso del secondo tempo. La rincorsa di Pecoraro che prova a piazzarla, c'è l'uscita corpo morto da parte di Purpura, il gioco che riprende Pellegrini, verge Pecoraro, Basile finta, Pecoraro che scarica, passa innanzi, Pellegrini ora da Orlando. Pellegrini pronto alla porta, ha sterzato il tiro, blocca Purpura, che la gioca con i piedi. Paesano riesce a giocarle, allora Pellegrino con la rubata, Orlando secondo palo, chiusura. Passa avanti dopo la rimessa, ultimi 7 minuti dell'incontro, il tiro poi di Orlando direttamente fuori. Damiani cerca di andare d'esterno, viene fermato, allora torna a gestire il Villaurea. Per i centrali Pellegrini, passa avanti, allarga a Pecoraro, poggia indietro, può andare Orlando. Pecoraro contro Pollicino, finta, la sterzata, poi appoggia Orlando. Pellegrino se la porta a spasso col sinistro, ancora Pellegrino riesce a passare, viene fermato senza fallo. Secondo il direttore di gara poi riesce a gestirla Pollicino. Allora nuovamente in possesso la squadra di casa con Orlando che accelera, mette dentro, serie di deviazioni, poi esce il Real Termini che accelera con Basile, vede il contatto Orlando per la palla dall'altra parte, salva tutto, passa innanzi, senza dubbio efficace della sua entrata sul terreno di gioco. Intanto palla dentro, Azzarello la mette fuori, per un attimo si fa ingolosire dal tiro, vedendo Purpura praticamente oltre il dischetto del tiro libero. Intanto Passananti non chiude lo scambio con Pecoraro, poi prova a passare Damiani che accelera, lo ferma Orlando, poi intervento da terra del 10 del Real Termini, è rimessa ancora per i padroni di casa. Ormai si avvicinano a sigillare questo successo, in cui 2 sconfitte a Piazza Armerina e a Canicattì. Per il resto percorso netto, in casa mantenuta l'imbattibilità, soprattutto la striscia di vittoria almeno fino a questo momento. Il futsal è un gioco strano, siamo forti proprio questa mattina con il Villaurea che ha di fatto sigillato la vittoria con 3 gol negli ultimi 2 minuti effettivi del primo tempo, dal 2-1 al 5-1. Non bastasse questo, ovviamente è chiaro che una squadra con pochi elementi a disposizione, tante cose senza cambi nel secondo tempo, nonostante l'ottima posizione in classifica, il terzo posto fin qui maturato, difficilmente poteva tenere testa una squadra già rodata, una squadra che vuole fare grandi cose anche quest'anno, a partire dalla difesa del titolo nazionale conquistato pochi mesi fa.
Tanto gioca come quinto purpura in fase offensiva. Qui rischia qualcosa, poi cerca di scodellarla dall'altra parte. Interviene Azzarello che non calcia ancora una volta verso la porta. Spazio per Guglielmini nel Villaurea. Ultimi 4 minuti. Avanza camminando Pecoraro, poi scambia con Passannanti, ancora il numero 10 Orlando. Qui quasi non si comprendono Pecoraro e Guglielmini. Quest'ultimo corre la sfera. Passannanti, occhio per Pecoraro, pressa ora Passannanti, la gioca nuovamente sul suo pivot che viene fermato dall'intervento di Pollicino. Tiro ribattuto in posa da Azzarello, poi Damiani fermato, non riesce a gestirla, l'ultimo tocco è un giocatore in maglia celeste, palla fuori. Guglielmini. Poi Orlando la muove, ultimi 3 della partita in arrivo al Pala Don Bosco. Villaurea che conduce sempre per 6 reti a 2. Naturalmente si augura che arrivino buone notizie dagli altri campi, in particolare da quello della Meriense, dove è di scena la capolista Gerard. Guglielmini prova a recuperare palla, non ci riesce. Purpura al rinvio, controllo di Basile, fermato da Orlando, tiene comodamente il pallone in campo Azzarello. E minuti finali che scorrono abbastanza rapidamente da una parte e dall'altra. Guglielmini, Orlando, ancora Guglielmini, palla per Pecoraro che si impegna per tenerla in campo, alla fine non ci riesce, anche se l'ultimo tocco è di Pollicino. Spazio anche per Cardella, maglia numero 3 per lui. Buono scorcio di partita per Passannanti, che ha segnato e ha anche effettuato alcune ottime chiusure difensive. Qui Cardella però non gioca bene, non è prima nella partita, recupera Pecoraro che però scorre, parte dal fondo il Real Recogest. Damiani fermato a Pecoraro col fallo. Quando mancano 100 secondi alla fine, Orlando in avanti alla ricerca di Pollicino, fermato però da Antonio Orlando, che però sbaglia e regala il pallone a Basile. Basile fermato da Cardella. Poi Paesano in seconda battuta, Paesano calcia, Azzarello col petto in calcio d'angolo. La palla già rimessa per Damiani che liscia il tiro, poi la ritrova, la perde ancora, sicuramente non la miglior giocata della sua partita. Cardella, Orlando, Pecoraro, ancora Cardella, movimento palla con il Real Termini che accenna ancora alla pressione. Guglielmini scambia ancora con Cardella, poi gli passa attorno, c'è Azzarello che partecipa al possesso palla. Orlando, palla ancora per il suo numero 3 che gioca lungolinea su Pecoraro, controllo perfetto, l'aiuta Orlando a gestire gli ultimi 30 secondi della partita.
Arriviamo anche alle considerazioni finali con il Villaurea che continua a muovere palla. Inizia a guardare il cronometro. Entrambe le squadre, si passa ai saluti in attesa che arrivi, e sta per arrivare anche il suono della sirena. Eccola qui, vince il Villaurea 6-2 contro il Real Termini Recogest, partita in discussione solamente fino ai minuti finali del primo tempo. Poi ha allungato in maniera netta nel parziale la squadra del duo Speciale Bertucci, che dunque prosegue la sua corsa al secondo posto della classifica del girone B del campionato nazionale Juniores Under 19. Si ferma invece il Real Termini di Coach D'Amato, che rimane a quota 15. Nel ricordarvi ovviamente di seguirci sui nostri canali social, ovvero Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, oltre che sul canale YouTube e sul sito sportifili.it. Vi ringrazio per averci seguito. L'appuntamento ovviamente alle prossime dirette, ai prossimi contenuti targati